Vengo qua quasi ogni giorno. Per un vecchio mariner come me, il contatto col mare è vitale. Mi ricordo che quando tornavo, dopo lunghi mesi di navigazione, mi si verzeva il cuore e abbracciavo idealmente tutti i moli. E li vedevo come degli enormi tasti di un pianoforte gigante che suonava la colonna sonora della mia vita. Eccomi arrivato alla vecchia pescheria, costruita nel 1911, che noi triestini chiamiamo Santa Maria del Guato. 20 anni dopo è stato costruito l'acquario, con la grande torre che serve per riempire le vasche dei pesci con l'acqua di mare. Schluff! Ed è per questo che, assomigliando ad un campanile, qualche burlone ha cominciato a chiamarla Santa Maria del Guato. È proprio qua, per 33 anni, che ha vissuto la mia creatura, perché sono stato me a portarlo a Trieste. Sì. La storia di Marco, che è una storia anche buffa, no? Spiritosa, quasi una leggenda, si è trascinata dietro la storia di tante altre persone. Mio papà mi portava sempre con lui a fare questo giro sulle rive, questa camminata, a visitare la pescheria. E in questo modo che io da bambino ho conosciuto per la prima volta Marco, perché Marco, questo pinguino, era libero sulle rive. Nei primi anni 50, quando a Trieste fu inaugurata la prima piscina pubblica lungo le rive, sono andati a vedere questo pinguino che nuotava nella vasca. Si faceva fotografare, si tuffava dal molo nell'acqua del mare. Marco l'ho conosciuto nel 2005, quindi 20 anni fa, quando Roberto Kovacs mi ha proposto di fare un libro sul pinguino. Martedì 19 maggio 1953. Il Golfo di Trieste è impreziosito da una giornata bellissima. Una leggera brezza addolcisce ancora di più l'atmosfera. È attesa per quella mattina la motonave Europa. Alla stazione marittima c'è un gruppo di persone che non sfugge all'osservatore. Sembrano delle autorità in attesa di qualche personalità che dovesse scendere dalla motonave Europa. La motonave Europa. Era la più bella della flotta del Lloyd triestino. Varata nei cantieri di La Spezia nel 1951. Poteva trasportare 500 passeggeri e 220 persone d'equipaggio. Nel suo secondo viaggio, Trieste, città del capo,
salpò una fredda mattina del 5 febbraio del 53 e dopo 30 giorni di navigazione arrivò in Sudafrica, dove c'erano 28 gradi. Dopo 15 giorni risalpò verso Trieste, dove arrivò il 19 maggio del 1953, trasportando un centinaio di passeggeri e un clandestino. Mio papà era marittimo, quindi arrivava con la nave a Trieste ogni 15 giorni oppure una volta al mese, eccetera. E quando era qua in città aveva abitudine di ritrovarsi con altri marittimi qui proprio sulle rive per trovarsi assieme per una bicchierata, eccetera, e soprattutto tutti i marittimi avevano l'abitudine di frequentare la pescheria. La pescheria per l'acquisto del pesce, per prendere il pesce fresco dopo da cucinare a casa, e quello che mi ricordo appunto è che mio papà mi portava sempre con lui a fare questo giro sulle rive, questa camminata, a visitare la pescheria, e in questo modo che io da bambino, parliamo degli anni 50, più o meno anni 56, 57, ho conosciuto per la prima volta Marco. L'incontro mio col pinguino Marco è stato del tutto virtuale perché io non l'ho conosciuto personalmente. L'ho conosciuto attraverso dei racconti che sulle prime mi sembravano delle leggende metropolitane, non credevo davvero che fosse esistito un pinguino a Trieste, e la conferma è arrivata però proprio qui dove siamo, in questo luogo, al Caffè San Marco, dove avevo trovato un piccolo libro che è un reportage, Marco il pinguino di Trieste, che racconta proprio la storia di come questo pinguino è arrivato a Trieste, la storia vera, perché poi intorno a quella ne sono nate tante altre. Io ho letto questa storia e mi è sembrata incredibile e delle volte veramente la realtà supera l'immaginazione, perché probabilmente se l'avessi inventata o se qualcuno l'avesse inventata non sarebbe stata credibile, ma mi sembrava bellissima e ho avuto l'idea di incastonarla in una storia più larga, che la comprendesse, e quindi di non raccontare la storia del pinguino soltanto, concentrandomi su quella. E in effetti nel mio libro Un pinguino a Trieste c'è un protagonista che è un ragazzino di 15 anni che per ragioni sue familiari in ricerca del padre arriva in Sudafrica e farà il viaggio di ritorno dal Sudafrica sulla stessa nave del pinguino, e così le due storie si incrociano. Il mio ricordo si perde nella notte dei tempi, si perde nei primi anni 50, quando a Trieste fu inaugurata la prima piscina pubblica lungo le rive. Mi ricordo mio papà mi portò a nuotare, dovevo essere in prima o seconda elementare, e poi credo fosse il 54, siamo andati a vedere questo pinguino che nuotava nella vasca. Suscitava prima una certa ritrosia, perché è un animale che non si era mai visto, e poi allungare la mano uno guardava il becco e diceva forse non è il caso, ma poi col passare degli anni è emerso che era estremamente socievole, era un uccello che lasciava, come si può dire, sbizzarrire i ragazzi, giocare, si faceva fotografare, si tuffava dal molo nell'acqua del mare. Il 20 maggio il quotidiano Le Ultime Notizie così scrisse: un fatto insolito si è verificato ieri nel nostro acquario.
Il capitano d'armi, nostromo di coperta Giovanni Barrera, imbarcato sulla motonave Europa, si è presentato con gli occhi lucidi al direttore dell'acquario. Aveva l'aria del buon padre di famiglia che, dovendo sacrificare al lavoro il suo affetto paterno, consegna il proprio figlio al preside del collegio. E fu proprio il nostromo Barrera a dare il nome Marco al pinguino, perché avrebbe voluto chiamare Marco il figlio che non ha mai avuto. A quei tempi, tra noi marittimi, circolava la voce che il pinguino fosse stato rapito da due piccoli di camera, due giovani camerieri dell'Europa. E della presenza a bordo ne era stato informato il nostromo Giovanni Barrera, che ne era diventato immediatamente complice. All'imbocco dell'Adriatico decise di confessare tutto al comandante Arrigo Liberi, che prima ebbe un'espressione corrucciata e poi si aprì un bel sorriso e disse: «Caro Giovanni, credevi non sapessi che cosa avete combinato? Ma che comandante sarei altrimenti?» Nessuno si sarebbe immaginato che Marco sarebbe diventata la star dell'acquario e di Trieste per 32 anni. Accorrevano a migliaia a visitarlo, non solo della città giuliana, perché emanava una simpatia contagiosa. Era un attore nato. Quando passeggiava lungo le rive accanto al custode, improvvisamente si accasciava a terra, come colto da un infarto. Ma bastava che il custode allungasse la mano e lui si arrampicava al petto come fanno i bambini con il papà. Una simpatia contagiosa, dicevo, che ha anche indotto molti genitori triestini a chiamare il proprio figlio Marco. Marco è stato portato a Trieste da piccolo, si può dire dal suo nido, cioè Marco era ancora un pulcino, possiamo dire, e quindi ha subito in modo molto ma molto forte il fenomeno dell'imprinting. Cioè, il fenomeno dell'imprinting che avviene non solo nei pinguini, non solo negli uccelli, ma anche in altri animali. Cioè un cucciolo che viene allevato da un'altra specie crede che chi lo alleva è il suo genitore. Quindi Marco faceva parte degli umani, i piscicoltori che a suo tempo erano il signor Contento e il signor Tremul, erano i suoi genitori proprio. Noi passeggiavamo sulle rive e lui anche passeggiava sulle rive perché veniva lasciato libero, sempre sotto lo sguardo dei suoi assistenti, e quindi si passeggiava assieme a Marco proprio. Ecco, io conservo anche con grande piacere una fotografia che mi ha scattato mio papà proprio sotto la torre dell'acquario assieme a Marco. Marco diciamo stava tranquillo e stava in mezzo alla gente, era abituato a stare in mezzo alla gente. C'era con lui il custode che aveva costruito un rapporto quasi come noi costruiamo con un cane, cioè era un rapporto simbiotico. Gli dava da mangiare, il pinguino seguiva le indicazioni e si è creato questo personaggio. Ecco. Mi ricordo che invece negli anni 70 camminavo lungo le rive, avevo fatto un servizio per allora Meridiano, e ho visto il pinguino Marco con questa ragazzina ed era di una tenerezza infinita e non li ho avvicinati tanto. Avevo un obiettivo, per chi interessa, un 180 Nikon 2.8, un obiettivo, un tele non potentissimo ma stupendo come qualità, e ho scattato quella foto come erano. Non volevo disturbare quello che era il rapporto effimero, però penso intenso, tra la bambina e l'animale.
Ci troviamo a bordo del tram di Opicina, un simbolo per Trieste, come per Trieste è stato un simbolo il pinguino Marco. Non aveva niente di pinguino, era quasi un essere umano, per quello è stato molto amato, anche con i bambini. Non è che andasse molto d'accordo, perché i bambini, soprattutto i più piccoli, cercavano, gli davano fastidio. Però se c'era invece il bambino tranquillo che non gli dava fastidio, lo sopportava, non dico che ci giocava, però lo sopportava. Nel 2005 abbiamo fatto questo libro qui, che è il primo di Marco, racconta tutta la storia di Marco, l'abbiamo intitolato Marco il pinguino rapito. Rapito perché? Perché c'è tutta la storia dietro, questa nave, questo equipaggio, hanno visto questo pinguino, l'hanno preso a bordo, hanno fatto il viaggio verso Trieste e quando stavano per arrivare a Trieste si sono chiesti: e adesso cosa facciamo del pinguino? Per fortuna avevano a bordo uno dei dirigenti della nave, commissario di bordo mi pare che fosse stato, che ha chiamato l'acquario di Trieste e ha detto: volete un pinguino? E gli hanno detto di sì, e quindi Marco è arrivato a Trieste. Tramite concorso sono diventato prima di tutto conservatore al Museo di Storia Naturale e tra le dipendenze del museo c'è anche l'acquario. Quindi una volta che sono diventato conservatore avevo in pratica la possibilità di vedere e stare insieme a Marco ogni mattina, anche perché prima di salire in museo, quella volta il museo era in Piazza Ortis, e naturalmente arrivando sulle rive passavo prima per l'acquario per dare un'occhiata un po' alla situazione dell'acquario, e quindi lì avevamo Marco. Era un qualcosa di inusuale, era un animale libero e non vessato da una gabbia, era trattato bene, la gente lo guardava con grande simpatia che è difficile avere per un leone, ecco. E quindi il fatto che lui stesse all'interno, nuotasse, usciva, mangiava, andava in mare, camminava in quel modo che è finito in una trasmissione. Quella del pinguino è a suo modo una storia drammatica, perché poi è finita bene, perché il pinguino si è trovato molto bene qui a Trieste, però è nata da un rapimento, da un essere portato in viaggio clandestino, anche essere costretto a lasciare il proprio posto di nascita per andare altrove chissà dove. E quando ho cominciato a documentarmi su cos'è successo a Trieste in quegli anni, ovviamente si sono aperti dei bauli di storie. La lunga e felice, penso, esistenza di Marco nell'acquario di Trieste coincide con un periodo denso di appuntamenti, di eventi storici per la città giuliana. Marco arriva nel 1953, quando Trieste non è ancora appunto in Italia, fa parte del territorio libero, della zona A, e bisognerà aspettare più di un anno. Lui arriva a maggio, ottobre del 1954, quando verrà issato il tricolore in Piazza Unità d'Italia. Marco è ignaro ovviamente di questi avvenimenti che succedono attorno a lui a Trieste, una Trieste che in quel periodo tra l'altro regala molte soddisfazioni allo sport. Abbiamo la Triestina che gioca in Serie A e qualche anno prima, nella fine degli anni 40, riesce perfino a piazzarsi al secondo posto alle spalle del Grande Torino. Il campione per eccellenza è Tiberio Mitri, campione europeo dei medi, che sposa Fulvia Franco, che diventa Miss Italia nel 1948, nonostante Trieste non sia ancora italiana. Grandi polemiche, presidente della giuria di Miss Italia era Totò, che accomoda un po' tutto. Un altro grande protagonista è Cesare Rubini, campione della pallanuoto e del basket, Irene Camber, olimpionica della scherma.
Dal punto di vista religioso e storico abbiamo l'arcivescovo Santin, un paladino dell'italianità di Trieste, che fa erigere il santuario di Montegrisa. Ma poi abbiamo appunto le pagine più brutte di queste tensioni politiche sul futuro di Trieste, con gli scontri che portano anche a delle vittime tra chi voleva appunto che Trieste diventasse italiana e la repressione attuata dalla polizia civile. Marco è stato un'icona, secondo me, della libertà, e non a caso viene dato il nome di Marco a questo cavallo di cartapesta e di legno costruito nei padiglioni dell'ex manicomio, questo cavallo Marco che a un certo punto esce dall'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, va in città a simboleggiare l'apertura del manicomio voluta dallo psichiatra Franco Basaglia, autore della famosa riforma. Durante la permanenza di Marco all'Acquario è stato anche fatto qualche esperimento di introdurre, possiamo dire, di far arrivare altri esemplari della stessa specie. C'era anche questa speranza, no, casomai di un accoppiamento e di vedere una riproduzione di questi pinguini. E Marco non andava d'accordo, assolutamente non è mai andato d'accordo con altri pinguini che sono arrivati all'acquario, e questo è sempre spiegabile un po' da un punto di vista etologico, cioè con il discorso dell'imprinting, il discorso che Marco non sapeva di essere esattamente un pinguino, quindi non vedeva questi altri esemplari come suoi compagni, no? O come esemplari della stessa specie. Lui era praticamente figlio degli umani e quindi non andava assolutamente d'accordo. Il nostro Marco riusciva, prova una volta, due, tre, riusciva, si può dire, ogni giorno. Si è creato il personaggio, la passeggiata, poi all'interno della vasca della piscina, ed era un'attrazione incredibile. Mi piaceva molto vedere questo animale, poi quando gli anni passavano ed era evidente che la vita si stava consumando anche del pinguino, ho raccolto un paio di foto in bianco e nero per affiancarle a quella della bambina. È una mattina del 27 dicembre del 1984. Trieste è sferzata dalla bora. Marco se ne sta in un angolo. A nulla valgono le carezze dei custodi dell'acquario. Sta proprio male. Il freddo lo mette a dura prova. Un po' prima di mezzogiorno il custode dell'acquario, Pietro Contento, lo avvolge in una coperta. Marco è morto. Tutti i giornali ne parlano e Trieste perde uno dei simboli più cari. Dopo la sua morte, sul piccolo, Miranda Rotteri scrisse questo articolo. Marco era un personaggio popolarissimo, non soltanto a Trieste, ma nel mondo. E tra i personaggi che l'hanno voluto conoscere ci sono principi, ministri, capitani d'industria, scrittori e attori, per non parlare dei bambini. A Marco si sono interessati i periodici e i quotidiani di mezzo mondo. Televisioni di Stato e private gli hanno dedicato ampi servizi e il pinguino è entrato da protagonista anche in un testo di scuola. Per oltre 30 anni la bestiola in frac ha tenuto banco a Trieste, vezzeggiata e fotografata, ed è ancora oggi rimpianta e ricordata.
Dopo la morte di Marco c'è stata una grandissima sorpresa per noi che stavamo assieme a lui e anche per tutto il pubblico, no? Che tutti sono rimasti addolorati proprio. C'è stato un momento di dolore a Trieste con la morte di Marco, ma quando è stata avviata l'operazione di imbalsamare Marco si è trovato che Marco era una femmina. Ecco, quindi anche perché questo è inequivocabile, perché Marco presentava all'apertura del suo addome presentava appunto delle ovaie ben evidenti e quindi sicuramente Marco era una femmina. Chi ha conosciuto Marco, e sono tanti a Trieste, ancora vivi, hanno tramandato questa conoscenza a figli, a nipoti, tanto che quando è uscito il libro è stato un successo incredibile perché finalmente qualcuno aveva pensato di scriverlo questo libro e di raccontare la vera storia di Marco. È arrivato, l'hanno trattato bene, io credo che a Trieste lui si sia ambientato, gli è stata regalata una vita lunga. Dopo l'uscita del libro io ho fatto molti incontri in giro per l'Italia perché una parte del mio lavoro è anche incontrare i ragazzi, in questo caso i ragazzi che l'hanno letto, e mi capita spesso di incontrare delle persone, e magari sono i loro insegnanti o i loro genitori, che hanno davvero conosciuto il Pinguino, perché magari sono venuti in gita scolastica a Trieste negli anni in cui il Pinguino viveva qua e è come se gli si risvegliasse un ricordo con molta dolcezza, molta tenerezza e molta anche meraviglia, no? di poterlo raccontare e anche di condividerlo con altri, perché è come se ognuno l'avesse vissuto come una sua esperienza tutta propria, tutta personale, e in realtà è un patrimonio dell'umanità.